Proviamo ancora a raccontarci un pezzo di questa storia che stiamo vivendo, una storia abbastanza inquietante. Sarà il caso dell'anno bisestile, del 2020 per chi rincorre i numeri, sarà il fatto che comunque all'improvviso la nostra nazione, come tante altre nazioni, come tutto quanto il mondo, si è risvegliato con una pandemia dentro casa, perché questo ormai è ciò di cui stiamo parlando, che ha modificato completamente, in alcuni casi, soprattutto i modi di vivere, ma che di conseguenza poi ha sconvolto tantissime situazioni all'interno dei paesi. Certamente all'interno di un posto come la Calabria, con una connotatissima fragilità da un punto di vista del tessuto socio-economico e in alcuni casi anche culturale, questo rumore è arrivato in maniera più deflagrante e i danni che stiamo cercando di far finta di non contare ad oggi, però si susseguono uno dietro l'altro. Le notizie, tra le altre cose, non arrivano, quelle cattive, mai da sole, perché assistiamo impotenti da circa 20 giorni a ciò che è accaduto, che ci ha portato negativamente ancora una volta alla ribalta nazionale. Parliamo del commissariamento alla sanità calabrese, parliamo delle notizie di stamattina con l'arresto del Presidente del Consiglio regionale della Calabria. Cosa ancora può succedere, può accadere a questa regione, ai calabresi, a noi che viviamo queste realtà, a noi che abbiamo bisogno certamente di uscire da questa situazione di stallo e cercare di riproporci in una dimensione certamente di civiltà e con essa probabilmente una visione proiettata verso il futuro, garantita magari da uno sviluppo economico, da un'attenzione maggiore da parte del governo centrale. Quello è fondamentale. Sappiamo che oggi oltre 400 sindaci calabresi saranno a Roma per cercare un dialogo diretto. Ma intanto da cosa partiamo? Partiamo dall'economia. Ci dovrebbe essere in collegamento con noi il dottore Bilotta. Mimmo, sei con noi? Ci sei? Sì, buongiorno a te, buongiorno ai telespettatori. Dal punto di vista dell'analisi proprio economica, abbiamo quasi 9 mesi di blocco totale in un'economia così fragile. Dal di dentro di quella che è la tua posizione, di quella che è la tua professione, di quello che poi è anche il rapporto che nel quotidiano hai con quelli che possono essere le persone che vengono a bussare alla tua porta, sia da un punto di vista delle consulenze, ma come grido di aiuto. Sì, la Calabria ovviamente vive il dramma due volte, perché ha un tipo di economia che è più esposta rispetto ad altre per la propria debolezza endemica, ma anche per il tipo di economia che è basata sul terziario, quindi sul turismo, su tutte quelle attività, diciamo, legate al mondo ludico, che ovviamente è il commercio stesso, che chiaramente sono quelle che soffrono di più. Non abbiamo noi una struttura industriale, non stiamo reagendo come altre zone del paese, dove addirittura ci sono dei recuperi, no? Bene, per esempio, guardare cosa sta accadendo nella borsa italiana praticamente, quindi non abbiamo qua industrie farmaceutiche, abbiamo qui soltanto attività modeste del terziario, peraltro non organizzate con le nuove forme di vendita, e mi riferisco ovviamente all'online, anche perché non abbiamo poi neanche diciamo, una struttura digitale dignitosa. Da noi anche la DAD è un dramma, perché in molte zone della nostra regione semplicemente, diciamo, il segnale wifi è modesto, diciamo, è arretrato o a talvolta non c'è. Quindi è chiaro che la Calabria paga un prezzo due volte, perché è economicamente più fragile, i propri numeri sono ovviamente diciamo, molto più bassi rispetto al resto del paese, ma soprattutto è doppiamente esposta. E chiaramente gli aiuti che in qualche modo stanno arrivando alle imprese sono chiaramente insufficienti, talvolta sono offensive, e noi avremo quindi, perdurando questa situazione, se davvero avremo un Natale in parziale lockdown, avremo delle conseguenze nel 2021 davvero da tortura sociale. Mimmo, ti interrompo un attimo. Vincenza Gallo, benvenuto e ben trovato. L'economia globale, quindi inutile girarci troppo intorno facendo riferimento soprattutto a quella calabrese, sta letteralmente andando in frantumi. Oltre alle centinaia di migliaia di morti dovuti ovviamente alla pandemia, al Covid-19, abbiamo delle perdite economiche veramente importanti. Ora, la domanda che io vorrei porti è questa, che ritengo sia anche la domanda di molti: quanto durerà e che cosa aspettarci in un futuro più prossimo? Sì. Allora, non dobbiamo confondere, diciamo, Abbiamo perso la connessione, mi sa, Sì, con... sì, una telefonata che ho subito interrotto.
confondere questo tipo di crisi con quelle tipiche dei periodi post bellici, perché lì i tempi di ripresa sono più lenti, perché dopo le guerre si distrugge la base industriale, si distruggono le industrie, le strutture. Nel caso invece delle crisi sanitarie come la nostra, le capacità di ripresa sono molto veloci, molto accelerate. Noi abbiamo visto quest'anno, per esempio, già confrontando i dati del terzo trimestre con i dati del secondo, dove abbiamo avuto una ripresa del PIL violentissima, che poi si è rallentata per il parziale lockdown che stiamo vivendo in questo momento. Quindi, dal punto di vista della capacità reattiva, l'economia in effetti potrebbe ritornare ai livelli pre-Covid in tempi molto più rapidi rispetto a quello che è accaduto, per esempio, in America nel 1920, dopo la Prima Guerra Mondiale, o in Europa nel 46-47, dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando per ripartire semplicemente bisogna fare innanzitutto le strade e rifare le industrie. Noi questo patrimonio non lo disperdiamo. Ma qual è il pericolo? Che tipo di economia riprenderà? E la Calabria è fuori da questi giochi, perché non avendo struttura industriale, avendo una fragilità finanziaria del nostro mondo produttivo, noi semplicemente se non accadrà qualcosa veramente di energico, di rivitalizzante, semplicemente noi azzereremo la nostra debolissima struttura. A tal proposito, considerando che la ripresa economica è quella auspicabile, c'è un ragionamento che bisognerebbe fare. Da un punto di vista di quello che è la visione che l'Unione Europea ha della nostra regione, noi rientriamo tra le regioni obiettivo convergenza. Ma da un punto di vista poi, te lo chiedo tecnicamente anche questo, delle tassazioni applicate alle imprese, probabilmente bisognerebbe fare un distinguo anche da questo punto di vista, perché, mi spiego. No, lì semplicemente l'Unione Europea, purtroppo, io questo per la verità più volte l'ho in qualche modo messo in evidenza proprio attraverso la vostra emittente, semplicemente non ha una politica fiscale omogenea. Basti pensare che la concorrenza maggiore in Europa ce la fanno praticamente l'Irlanda, l'Olanda, no? Facciamo più volte, io ho fatto l'esempio del gruppo Fiat che se n'è andato in Olanda perché le tasse costano meno. Quindi questa capacità in Europa di programmare non c'è. Ma nemmeno il governo italiano, però perché anche... no, assolutamente, anzi, se vogliamo in qualche modo parlare anche di crisi sanitaria e quindi del profondo deficit sanitario, praticamente noi paghiamo l'aliquota IRAP più alta d'Italia, una delle più alte, perché chiaramente abbiamo il deficit sanitario e lì non abbiamo avuto nessun tipo di comprensione. Anche lì vorrei fare dal punto di vista economico, è vero che la sanità calabrese è in dissesto da tempo, ma lo è probabilmente meno del comune di Roma o del comune di Napoli o del comune di Palermo, che praticamente hanno deficit magari maggiori di cui si parla poco. Perché Senti, Roma, guai a chi la tocca. Però volevo dirti, visto che tu hai posto l'accento sul fatto che noi non abbiamo filiere produttive importanti e che l'economia di questa regione certamente per rilanciarsi avrebbe bisogno di far leva sulla filiera dell'agroalimentare, su quella del turismo, poggiandosi poi anche a quelli che sono i musei, le zone archeologiche e quella della produzione anche immateriale, quindi dello spettacolo, cioè la cultura. Queste sono diciamo, potrebbero garantire anche un turismo destagionalizzato, utilizzare anche le... lo dici, il secondo e il terzo elemento sono quelli che soffrono di più dal punto di vista del Covid, perché sono quelle aziende, quelle attività che riprenderanno con maggiore lentezza, anche perché stanno cambiando le abitudini e la gente si sta disabituando, diciamo, proprio ad uscire, a vivere le occasioni ludiche. Dal punto di vista agroalimentare i problemi sono altri. Lì abbiamo delle enormi potenzialità, però abbiamo una struttura aziendale che è modesta e sovente le nostre produzioni vengono valorizzate all'estero. Vogliamo fare degli esempi semplici, conosciuti. Ma perché dal punto di vista della politica regionale, trasversalmente negli ultimi anni, quindi ormai è memoria storica, non c'è una convergenza? Perché secondo me i tre settori, no? L'agroalimentare, il turismo e la cultura, potrebbero o dovrebbero poi esistere. Aggiungere anche il commercio, vive attraverso, in effetti, noi questo l'abbiamo visto nel mondo, i luoghi dove si vende di più
sono gli aeroporti o le stazioni ferroviarie, perché quando si parte per turismo poi si compra anche dalla produzione locale o si compra viaggiando. È cambiato il mondo, no? Lo shopping ha cambiato anche strutture. E lì praticamente l'incapacità, diciamo, dal punto di vista della proposta, io per esempio dico che insieme alla politica c'è una grande, secondo me, caduta della capacità delle associazioni di categoria di tutelare gli interessi delle imprese rappresentate. Infatti c'è un allontanamento enorme tra il mondo, diciamo, reale produttivo, commercio, industria, servizi, e il mondo, diciamo, che dovrebbe rappresentarli. Ci sono delle sigle sindacali praticamente che non si capisce bene perché sono in vita, perché praticamente non sono in grado minimamente di sostenere alcuna proposta, e quindi c'è un problema legato alla incapacità anche, diciamo, come dei cosiddetti corpi intermedi. Ma quindi Mimmo, cerchiamo di affondare ancora di più la lama. Il risultato, quindi secondo te, dipende dalla traiettoria della pandemia o dalle politiche messe in atto per contenerle? Quindi, ma io direi che la pandemia, diciamo, ha messo, come dire, il dito sulla piaga e ha fatto esplodere contraddizioni che comunque erano in itinere. Cioè la pandemia, diciamo così, ha accelerato dei processi, diciamo, di desertificazione economica e di riduzione della capacità propulsiva della nostra regione, li ha solo accelerati, perché noi che eravamo comunque in una fase, diciamo, di decadenza, di caduta del PIL da tempo. La pandemia non ha fatto altro che accentuare un fenomeno che era già in atto. E quindi Mimmo, come ricostruire la fiducia dei consumatori e delle imprese? È chiaro che da soli non ce la facciamo. Abbiamo bisogno, diciamo, di mezzi finanziari di impegno molto più importanti. Ci vorrebbe una linea Recovery Fund pensata davvero per la Calabria. Il punto è che siamo pochi, siamo quindi anche, diciamo, poco rappresentativi dal punto di vista anche della popolazione. Potrebbero lasciarci più libere, per esempio, di varare fiscalità di vantaggio e costo del lavoro di vantaggio. Ma che è la battaglia che si sta provando a fare da sempre anche in ambito culturale, perché non è normale. Bisogna capire chiaramente che questa cosa deve farla la politica. È evidente, diciamo, che lì c'è un problema enorme di ricambio. Diciamo, probabilmente era il momento, diciamo, di abbandonare i vecchi steccati maggioranza e opposizione, e credo che il futuro governo regionale non potrà prescindere praticamente da un incontro tra le varie anime. Questa, diciamo, questa alternanza che stiamo vivendo, che non serve a niente, praticamente crea soltanto delle occasioni negative, insomma. Quindi lì dobbiamo sperare, diciamo, a ritrovare un po', parliamo del post bellico, lo spirito che si trovò per esempio in Italia dopo la guerra con i comitati di liberazione nazionale, quando tutte le forze politiche governarono il paese per alcuni anni. Allora, Cristina, scusami un attimo Mimmo, volevo chiamare in causa Cristina Cazzaruso, perché c'è un'economia che in molti casi nella nostra regione si basa sulle imprese diciamo familiari, che però poi estendono il loro raggio d'azione coinvolgendo e dando da lavorare a tante persone. In questo caso parliamo del Majorana Group, parliamo di una struttura che si occupa di ospitalità, quindi da una parte un albergo, dall'altra parte un residence. E riavvolgendo il nastro e tornando a marzo, Cristina Cazzaruso, intanto benvenuta. Cosa è successo? Qual è stato l'evolversi in negativo o in positivo? C'è stata una ripresa per poi ricadere, oppure di fatto non è cambiato completamente nulla da quel giorno in cui abbiamo scoperto di essere in lockdown? Buongiorno a tutti. Purtroppo non possiamo parlare assolutamente di ripresa, perché considerando il primo lockdown, quindi a inizio marzo, non c'è stata più una ripresa, nel senso che marzo, aprile, maggio siamo stati praticamente a corrispettivi zero, perché non siamo stati chiusi per
DPCM, però è il mercato che ci ha chiuso, quindi non c'è stato nessun tipo di movimentazione. Luglio e agosto, per definizione, qui nelle nostre zone, quindi in un turismo più d'affari, non sono mai stati dei mesi in cui si è lavorato. Si era cominciato a muovere qualcosa su settembre, ma veramente parliamo di un 30% di occupazione, per poi bloccarsi completamente a metà ottobre. Per cui ad oggi le strutture sono nuovamente vuote. Considerando un anno lavorativo, questo del 2020, quindi dall'1/1 al 31/12, si può dire che abbiamo perso completamente l'intero anno, con delle ripercussioni che sono, ovviamente, si può ben immaginare, terrificanti. Io ho la maggior parte del personale in ammortizzatore sociale, quindi apro e chiudo parentesi, che tra le altre cose non sono neanche come dire, stati soddisfatti questi lavoratori, perché la cassa integrazione ha avuto dei ritardi allucinanti. Per cui io ti dico, nel mio caso i ragazzi, i miei collaboratori, hanno percepito la cassa integrazione di 3 mesi di arretrato adesso nel mese di novembre, hanno percepito luglio e agosto. Cristina, quindi voglio dire, la situazione è drammatica, ed è drammatica anche per noi, ovviamente per noi imprenditori, perché non ci sono state non c'è stato questo flusso di denaro tanto pubblicizzato, né a livello nazionale né a livello Facciamo un esempio regionale. pratico, scusami Cristina, per entrare nel pratico, il ristoro che il gruppo dovrebbe aver ricevuto da parte dello Stato c'è stato, e in che misura c'è stato? Su che cosa si è basato? Qual è stato il calcolo secondo il quale probabilmente... Allora, l'unico ristoro reale, diciamo, che noi abbiamo avuto è stato quello relativo al decreto rilancio prima, che praticamente ha parametrato il tutto su un solo mese. Cioè, mi spiego, praticamente è stato tutto, i 3 mesi di lockdown, i primi 3 mesi di lockdown sono stati parametrati sul solo mese di aprile, quindi la differenza si è vista, è stato fatto questo calcolo tra i corrispettivi aprile 2020, aprile 2019, con una perdita di circa dei 2/3, diciamo, del fatturato. C'erano degli scaglioni in virtù del fatturato totale, sul quale sono stati erogati questi rimborsi da parte dell'Agenzia delle Entrate, che ti posso dire, per quello che mi riguarda, parliamo di 6.700 euro. Quindi capisci bene che parliamo di nulla. Nel frattempo, ovviamente, abbiamo delle perdite di fatturato che si aggirano ad oggi sul 70%. Nel frattempo, probabilmente ciò che non riusciamo a capire è che soprattutto una struttura alberghiera chiusa, così come un residence, ha probabilmente più costi di manutenzione ancora rispetto al fatto di quando è in attività normale, se non sbaglio, quindi questo si ripercuote ulteriormente. E invece, per quello che riguarda il rapporto con la Regione Calabria? La Regione Calabria, diciamo che ha istituito dei bandi, per quello che ci riguarda, uno in particolare che è l'Accogli Calabria, dove era previsto un fondo perduto sulle presenze. Ora, a mio modesto parere, perché ovviamente parlo a titolo esclusivamente personale, io non credo che ci sia stata tutto questo aiuto, perché se consideri che sono pervenute 310 domande a fronte di circa, io credo, ti dico i dati della fine 2017, c'erano più di 3.600 strutture, questo ti fa comprendere che comunque c'erano delle restrizioni notevoli, oltre ai tempi lunghissimi della pubblica amministrazione. Cioè, noi, se oggi siamo qua e continuiamo ad essere presenti sul territorio, è grazie veramente alla nostra resilienza, perché siamo abituati da imprenditori e calabresi soprattutto ad affrontare sempre 1000 difficoltà e a cavarcela da soli. Fondamentalmente io la penso in questo modo, e continueremo a lottare, perché dico proprio, utilizzo questo termine con convinzione, perché è una lotta ogni santo giorno. Cristina, è corretto quindi affermare che la pazienza è finita? Hai parlato giustamente di resilienza. Assolutamente sì, la pazienza è finita da tempo, perché questa seconda ondata doveva essere prevista, lo sapevamo, e non è stato fatto nulla.
Noi oggi ci troviamo zona rossa per le note situazioni che conosciamo, quindi è inutile ribadirle, ma oggi stiamo pagando un prezzo altissimo e non lo paghiamo solo noi imprenditori, attenzione, perché intorno agli imprenditori ci stanno i collaboratori, ci stanno dipendenti, ci sta un insieme di cose. Io prima ho sentito parlare di turismo, ma non dobbiamo parlare solo di turismo in senso stretto, c'è una filiera del turismo, cioè intorno al professionista, faccio un esempio, che arriva in Calabria, così come in tutte le altre regioni d'Italia, non si muove solo l'accoglienza in senso stretto dell'albergo, ma poi il professionista va al bar, va al ristorante, va al negozio per acquistare magari qualsiasi altra cosa, quindi si è bloccato un intero sistema. Sì, si è bloccato, si è bloccato quello che poteva essere il turismo religioso, il turismo scolastico, cioè ci sono diverse forme di migrazione, di spostamenti. Quindi... Assolutamente sì, assolutamente sì. La nostra regione io credo che sia quella veramente più ricca di patrimonio culturale, storico, naturale. Di fatto noi avremmo dovuto, questo ribadisco è sempre un mio personale pensiero, avremmo dovuto utilizzare questa crisi per dare un'immagine diversa della Calabria. Avremmo dovuto veramente costruire un brand Calabria, essere maggiormente attrattivi, lavorare su tante cose, perché vedi, l'imprenditore ci mette il suo, ma ci sono poi dei limiti obiettivi sui quali noi non possiamo sicuramente interagire, non possiamo agire. Vedi le infrastrutture, come dire, i vari collegamenti. C'è tutta una serie di problematiche che la Calabria porta ormai con sé da tempo, non sono sicuramente i problemi di oggi. Cristina, un attimo solo, Mimmo Bilotta, per favore, volevo chiederti a questo punto, alla riflessione che dovrebbe venire fuori da questi mesi e soprattutto da quest'ultimo periodo in cui abbiamo restituito queste cartoline agghiaccianti. Di tanto in tanto poi si chiede agli imprenditori, anche che vengono da altre parti d'Italia, d'Europa e del mondo, di venire a investire in Calabria. Con quale prospettiva, secondo te, restituendo un'immagine di una disorganizzazione a questo livello, c'è gente che può essere interessata a venire a investire in questi territori? Prospettiva desolante, chiaramente. È evidente che il nostro ritardo si accentua, è maggiore e quindi la nostra capacità di vendere, diciamo, il nostro territorio diventa sempre più difficile. Quindi non riusciremo a far tornare competitiva la nostra offerta diciamo di allocazione imprenditoriale se non cambia qualcosa dal nostro interno, se non c'è un impegno da parte dello Stato indiscutibile. Poc'anzi, per esempio, sentivo parlare, diciamo, della stranezza, diciamo, del meccanismo dei fondi perduto, che poi è stata, volevo aggiungere, reiterata anche nei ristori successivi, quelli di questi mesi, il primo, poi il bis e il ter, dove hanno lasciato questo termine di raffronto con questi mesi, diciamo, questo mese di aprile, che è stato questa linea, è stata mantenuta anche nei recenti bandi regionali. Non si capisce bene questo che senso abbia. Noi siamo in crisi ora, in questo momento. Vabbè, tutto quanto, guarda, io ti dico che in qualsiasi... Ma c'è una verità, no? Concludo il ragionamento, e cioè che in effetti lo Stato sta facendo una battaglia cercando praticamente di combattere con una pistola d'acqua rispetto, diciamo, alla un incendio di dimensioni incredibili della pandemia. Questa è la verità. I mezzi sono, diciamo, insufficienti, è impensabile di rincorrere il debito. Bisogna fare in modo di ricreare le condizioni perché si riparta con le proprie capacità, e lì le leve sono poche. Le leve sono praticamente quella fiscale, costo del lavoro e la leva creditizia. Mimmo, dobbiamo per forza, sai bene quali sono i tempi, dobbiamo andare in pubblicità, ma soltanto per pochi minuti, torniamo subito in studio con voi. Seconda parte di Focus Attualità, stiamo affrontando temi legati all'economia, intanto perché abbiamo due ospiti importanti in studio. Da una parte uno che di economia ne sa, che è il dottor Bilotta, che tra le altre cose anche dalle nostre emittenti vi parla e cerca di entrare nelle vostre case spiegandovi quelli che poi sono i temi salienti legati all'economia. Una imprenditrice che è Cristina Gazzaruso, ma adesso volevo fare un giro di tavolo perché c'è una persona che conosco da tantissimo tempo,
che di pagine di storia ne ha scritte, ne ha lette tantissime. È questa che si sta scrivendo un po' da solo, un po' con l'aiuto del governo centrale, un po' con la collaborazione di noi calabresi, è una pagina di storia ennesima che probabilmente può segnare un passaggio, noi ci auguriamo, nuovo per questa regione, perché diversamente non so cosa pensare. Ma a Marta Protasiewicz, in quanto docente universitario e studiosa, vorrei chiedere, intanto dandole il benvenuto, quant'è un fatto culturale quello che sta accadendo alla nostra regione in questo momento? Buongiorno a tutti, buongiorno ai telespettatori. Io ho sentito l'intervento di dottor Bilotta e della dottoressa Gazzaruso e non posso che essere d'accordo con la loro, tanto la presentazione del quadro presente quanto delle speranze a questa legate. Certo è un momento molto difficile per tutto il Mezzogiorno e per la Calabria. È molto difficile e come avevano detto giustamente quelli che mi hanno preceduta, la pandemia ha solo portato sulla superficie dei epifenomeni che sono però legati a dei problemi seri strutturali. Come dicevi anche tu, Fabio, la Calabria ha le proprie vocazioni territoriali che non sono quelli della grande industria. Questa impostazione, questo sogno di un modello di sviluppo universale è tramontato nei decenni, negli anni 70-80. Non c'è più questo disegno, il che non vuol dire che il porto di Gioia Tauro non dovrebbe continuare o anzi riprendere a essere un hub estremamente importante nel Mediterraneo, il che non vuol dire che le industrie non dovrebbero collaborare attraverso il mare in tutte le direzioni del Mediterraneo e ovviamente non solo. Però bisogna riscoprire le vocazioni naturali, le vocazioni territoriali, come li chiamava Giambattista Vico, della Calabria, e questi sono senz'altro la vocazione agraria. La Calabria ha, tanto nella natura che nell'agricoltura, che è la natura collegata con l'opera umana, ha una diversità biologica, botanica e agricola straordinaria. E su questa bisogna puntare assolutamente, però puntare non nel ritorno alla supposta Arcadia persa nel passato, puntare nella maniera più moderna, cioè dunque le produzioni che sono collegate con il mondo, come si diceva, una banda larga molto importante, che riescono a collaborare con altri, a sperimentare, a esportare e a farsi conoscere. Possono essere delle produzioni di nicchia, però delle nicchie che si spandono per il mondo. Marta, però volevo dirti questo, perché poi praticamente agli spettatori dobbiamo cercare di restituire dei messaggi chiari, probabilmente anche nell'ottica di un cambiamento. Regioni a noi vicine, sappiamo che negli ultimi 20 anni, non si grida al miracolo, ma certamente una rivoluzione in Puglia c'è stata. E questa è stata portata dall'utilizzo di quelli che sono stati i fondi europei assieme a quelle che poi sono le finanze ordinarie per lo sviluppo di filiere che tra di loro si sono connesse, e tra queste ovviamente c'è la filiera dell'agricoltura, no? Che però si è intersecata con tante altre situazioni come il turismo e la cultura. Questo è accaduto perché c'è stata una leggibilità dei bandi, una velocità nell'attuazione degli stessi, una capacità di erogare, ma soprattutto finalmente un messaggio chiaro è stato dato ai pugliesi, quello che se volete che progrediamo dovete cercare di condividere, mettervi assieme, non stare separati.
Queste diversità, che sono una ricchezza, possono diventare una ricchezza, potrebbero diventare una ricchezza in Calabria se si smette da parte anche della politica di ragionare sul divide ed impera, perché penso che questo sia uno dei problemi importanti. Ma io penso che in questo momento, cioè, appunto volevo dire, l'agricoltura è un aspetto solo della cosa, appunto la filiera agricola, è necessario creare delle connessioni, è necessario creare delle reti. Qua abbiamo delle crescente numero di eccellenze, per esempio nella produzione vinicola, ancora troppo poco conosciute e ancora troppo poco collegate tra di loro, anche se devo dire degli sforzi sono stati fatti. Le clementine, le famose clementine della Calabria, le castagne, le diversità dei suoi boschi e dei prodotti di bosco, tutto questo ha bisogno delle connessioni. Il secondo, il turismo deve essere un turismo della diversità e delle connessioni di nuovo. Cioè, qua possiamo, senza nessun veramente sforzo particolare, creare dei percorsi turistici che sono le strade dei Bruzzi, le strade della Magna Grecia, la tarda romanità, l'Iar-Bresch, gli insegnamenti degli zingari, la Calabria grecanica, cioè tracciare queste, organizzare delle camminate a piedi, organizzare dei percorsi in biciclette di alta quota. Quanti, cioè io a livello personale proprio lo vedo, tanti miei amici vengono in Calabria per camminare o vengono in Calabria per arrampicarsi con le biciclette sulle montagne. Certo, poi però Marta bisogna anche dire, perché ci sono doppi ruoli, bisogna anche dire che però vengono in Calabria forse perché spinti dal tuo invito. In realtà sì, certo, il posto rimane però fascinoso, siamo a zero servizi, sono difficili i trasporti, sono difficili i collegamenti. Sì, certo. Adesso fra un attimo parlerò di queste che sono per il momento degli impedimenti. Allora, il terzo settore molto importante, ovviamente collegato con altri due, è la cultura. Certo. La enorme diversità storica della cultura calabrese che produce una continua creatività. Ora qua abbiamo dei tesori assolutamente straordinari, tanto quelli che sono diciamo già musealizzati, tanto quelli che sono, per esempio, tu ti occupi del teatro, tu sai quanta vivacità teatrale, della produzione proprio teatrale esiste in Calabria, quante sono di eccellenze, quante sono quelle, magari non tantissime, ma quelli che ricevono i premi, come dire, i riconoscimenti più alti. Perché non riusciamo a creare, quanti sono i luoghi, grazie anche al clima, i luoghi interni e interni dove si possono fare delle performance teatrali che potrebbero attrarre quanto il teatro di Siracusa, perché no? Se vuoi ti rispondo, nel senso che con tutti i problemi e le difficoltà di una terra che è mafiosa come la Sicilia, che ha un problema di relazione con una struttura criminale importante come la mafia, dal punto di vista culturale sembra che stiamo parlando di 100 anni avanti, perché comunque hanno delle leggi che funzionano, perché comunque i teatri pubblici esistono, perché comunque i luoghi vengono valorizzati, non che non abbiano problemi. Qui sui percorsi culturali, e questo ribadisco è trasversale, non sarebbe nemmeno corretto pensare che questa giunta che sta governando con il problema del Covid dallo scorso gennaio sia responsabile di tutto, assolutamente no, ma noi dobbiamo dirci la verità. Il sostegno alla cultura non arriva né dallo Stato in Calabria né dalla Calabria. Paradossalmente poi il Ministero e lo Stato dicono: aiutati che Dio ti aiuta. Se la vostra regione non investe in cultura, l'investimento dello Stato in cultura sarà equiparato. Quindi in una nazione in cui già il governo spende lo 0,2% del PIL
sulla cultura, e invece dovrebbe essere il contrario, perché siamo il museo a cielo aperto più grande del mondo. Immaginatevi quanti di questi soldi arrivano in Calabria, te lo dico io, sul comparto teatrale lo Stato italiano manda a questa regione intorno a 500.000 euro, che diviso per 2 milioni ti lascio immaginare quanto valiamo per lo Stato anche da quel punto di vista. Il problema sta lì, è una classe dirigente nuova, c'è un bisogno di visione, di una visione d'insieme, ma anche di una visione costruttiva. Io questo immagino. Ma guarda, io spero che da questa ultimissima crisi, cioè la crisi di questi giorni, non dico la crisi di sanità perché di questa ne sapevamo da tempo, ma il fatto che non si riesce manco più a affrontarla con il commissariamento e con la connessa rivolta dei sindaci, che questo se continua, se crea un'unità di visione, possa portare avanti un progetto serio e un progetto anche duro, cioè fateci gestire in loco dei soldi, ci rivolgiamo direttamente all'Europa, prepariamo un piano dove la Calabria, quella che non è stata distrutta dall'industrializzazione, magari può questa essere anche la sua fortuna, che si è rivelata, almeno nella prima fase di pandemia, di quelle diciamo zone meno inquinate, cioè dunque in quelle dove si poteva sopravvivere, che la Calabria si gestisca da sola i propri tesori e che il fondo, come diceva qualcuno che mi ha preceduto, che il Recovery Fund venga diretto alla cultura, turismo e agricoltura, cioè le culture calabresi. Dopodiché ovviamente deve essere fatto un piano serio infrastrutturale che forse potrebbe essere anche insomma un ennesimo POP che va da Reggio Calabria a Cosenza, ben venga, ma non è questo. I trasporti, come si era pensato dopo l'Unità d'Italia, i trasporti devono collegare tutto, non solo le grandi linee. Dunque la rete dei trasporti è assolutamente la informatizzazione, cioè la creazione di una banda larga, gratuita, accessibile a tutti per tutta la regione. Questo va insieme con la territorializzazione, cioè quello che si è visto, per fortuna non solo in Calabria ma anche in Lombardia, che non bastano i posti di eccellenza, che la Calabria qualcuno ce l'ha, ci vuole una diffusione territoriale dei servizi fondamentali per la cittadinanza. Mimmo, scusami, Mimmo Bilotto, ti volevo dire una cosa, e degli ultimi giorni, tu ne sai certamente qualcosa, c'è una nazione di questo mondo, che è l'Estonia, che conta meno di 1 milione di abitanti, e che sta coinvolgendo le più grandi menti europee in un processo di digitalizzazione intanto del paese, e con un'apertura di un nuovo fronte economico importante, cioè fanno degli investimenti, si sono resi conto che per esempio digitalizzare una piccola nazione come la loro li avrebbe posti in un piano completamente diverso di rilievo. Siccome tu hai citato prima, no, la necessità di una digitalizzazione, perché anche attraverso questa potrebbe venire fuori tutto ciò che dalla nostra terra rimane nascosto. Il punto è che il piccolo e bello di un tempo diventa sempre meno attuale e la crisi pandemica ha accentuato, come dicevo prima, questi ragionamenti. La ripresa delle attività basata sui vecchi criteri, quindi il rilancio del nostro patrimonio culturale piuttosto che storico, piuttosto che agricolo o diciamo turistico, se la gente non riprende a prendere gli aerei e a muoversi e continua a stare a casa non solo perché è proibito, ma anche perché ha paura, questa ripresa sarà diciamo molto più difficile. E come dicevo prima non sappiamo cosa resterà diciamo, della nostra vecchia struttura diciamo, aziendale e produttiva. Non va dubbio che uno sforzo di digitalizzazione potrebbe aiutarci per tutto ciò che, per esempio, se parliamo
del commercio, si è parlato bene in precedenza, diciamo, delle nostre nicchie, no? Le nostre nicchie, se pensiamo di venderle in Calabria nei negozi tradizionali e non abbiamo la capacità di venderle, di offrire sul mercato mondiale attraverso ovviamente un commercio che non può essere quello di massa di Amazon o di Alibaba, perché lì non abbiamo nessuna speranza noi. Dobbiamo avere la capacità, digitalizzandoci in autonomia, di offrire un prodotto Calabria che sia distinto dal resto del commercio di massa, per offrire e portare i nostri prodotti, lasciami dire praticamente, innanzitutto ai tanti calabresi che vivono nel mondo, che sarebbero ben felici di poter comprare i prodotti della loro terra e della loro tradizione familiare e etnica, partendo da qua. Ma certamente se pensiamo di farlo attraverso i vecchi canali, diciamo, del vecchio commercio, noi in questo momento stiamo doppiamente perdendo. Quindi, Mimmo, se ho ben capito, con diciamo, l'avvento della pandemia, che come hai detto tu in realtà ha semplicemente rimodulato e riportato in auge quelli che sono i problemi che di fatto la Calabria già aveva, già manifestava, è corretto dire che i bisogni dei calabresi, che siano imprenditori, commercianti, uomini e gente dello spettacolo e quindi della cultura, quei bisogni sono di fatto cambiati o sono rimasti sempre gli stessi? No, i bisogni praticamente della gente che vive non solo in Calabria, in questo momento in tutto l'Occidente, voglio dire, perché in realtà in Oriente il Covid è già passato e su questo dovremmo anche interrogarci, perché il Giappone e Cina sono usciti da questa situazione. In Occidente le abitudini dei consumatori sono cambiate radicalmente. Ovviamente confermo che queste abitudini sono cambiate anche in Calabria. I consumi hanno cambiato completamente, diciamo, tipologia. Intanto c'è una propensione al risparmio che è inaudita ed è quella che rende poi l'economia ancora più stagnante. Questo senso, diciamo, di preoccupazione, di terrore rispetto al futuro spinge imprese e famiglie a investire di meno ed accantonare risorse. Questo potrebbe essere un vantaggio se avessimo un mondo bancario capace di prendere questi risparmi e di allocarli per lo sviluppo della nostra terra. Cosa che non accade affatto, ovviamente. No, non accade sicuramente in Calabria, dove abbiamo, e se ne parla poco, abbiamo praticamente svenduto le banche locali a interessi di natura nazionale o internazionale, non abbiamo più le banche nostre, anche il vecchio credito basato sulle vecchie casse artigiane ha cambiato, ha mutato aspetto e mo dipende spesso da centri decisionali che vengono dal centro-nord, ma anche le casse di risparmio. Senti, questa è anche una domanda. Questa è anche una domanda che volevo farti, proprio l'accesso al credito. Questo tema è un tema caro a chiunque si affaccia nel mondo dell'impresa, anche purtroppo quello culturale, perché conoscevamo, e sono certo che tu lo sappia, che per esempio le imprese cinematografico-teatrali potevano avere questo sconto, no? Sulla base della erogazione di un finanziamento rispetto a un progetto, c'era una sorta di anticipazione pagata come sempre tantissimo, perché noi siamo comunque la barzelletta del mondo dal punto di vista degli interessi e dei tassi bancari sul prestito, al netto invece di quelli che poi sono quelli che prendiamo su eventuali depositi, ma è qualcosa che suscita ilarità in chiunque l'ascolta. Da sempre. La pandemia ha accentuato anzi purtroppo devo dirlo, questo vale in tutto il paese, ma vale chiaramente pure nelle zone più povere del paese, come la Calabria. Cosa sta cambiando? Sta cambiando che c'è un ritorno in grande stile, diciamo, del commercio di denaro illegale, no? La famigerata vecchia usura di cui si parlava poco e si parla ancora oggi troppo poco. In realtà ci sono forme nuove di usura commerciale, per esempio nel mondo del turismo c'è un'offerta praticamente di aziende, di strutture immobiliari diciamo nate per l'offerta turistica
che vengono in questo momento svendute o acquisite praticamente dalla parte illegale dell'economia, e spesso ciò si attua transitando attraverso l'usura. Si sta tornando con maggiore forza quelle emergenze in questo settore che abbiamo vissuto con grande intensità negli anni 80 e negli anni 90. Cristina Gazzaruso, parlavamo, visto che stiamo parlando di accesso al credito, visto che tu mi hai detto di questo fantastico ristoro di 6.000 euro che hai ricevuto, visto che comunque si continua ad avere necessità di una liquidità, soprattutto perché poi comunque le strutture vanno tenute in manutenzione, e questa è la più grande riflessione che bisogna fare, che bisogna restituire a chi dovrebbe produrre degli sforzi mentali e pratici, ma di questo insomma penso che speranze rispetto a ciò che potrà accadere dal punto di vista della Regione, con un governo che ormai ha smesso, che può fare solo funzioni fino alla data delle prossime elezioni, che sarà il 14 febbraio, non penso che ce ne sia possibilità o speranza. Ma l'accesso al credito invece, per chi fa l'imprenditore oggi, qual è la tua esperienza? Perché è importante che si sappia tutto ciò. Allora, guarda Fabio, io vorrei puntualizzare una cosa. Allora, per quanto riguarda l'accesso al credito, ti dico che soprattutto per quanto riguarda il settore turistico, proprio perché quello maggiormente colpito, non è più così semplice come era la situazione pre-Covid. Noi anche con il decreto liquidità, vale a dire quei famosi 30.000 euro, che era qualcosa che doveva essere garantita al 100%, anche lì so di colleghi che hanno avuto notevoli problemi per poter accedere a quel tipo di prestito, che poi, parliamoci chiaro, è un ulteriore indebitamento a carico quello è chiaro, perché quello è chiaro. Nessuno ci ha regalato nulla, quindi abbiamo semplicemente ci siamo reindebitati per poter coprire quelli che erano i debiti pregressi, perché non incassando nulla, per forza di cose hai degli impegni, comunque li devi onorare. Per cui di fatto il problema c'è, è serio, e come è stato detto dal dottor Bilotto, è proprio così. In questo momento c'è il problema, secondo me molto molto serio, dell'usura e della diciamola questa parola che non deve fare paura, bisogna tirarsi fuori da questa melma. Comunque abbiamo un attimo una pausa pubblicitaria, rientriamo in studio e continuiamo ovviamente nei nostri ragionamenti, in quello che stiamo provando a offrirvi da questa prospettiva e da questo punto di vista. A tra un poco. Entriamo in studio, terza ed ultima parte di questo numero di Focus Attualità. Stiamo affrontando la crisi pandemica da un punto di vista economico, però è venuto fuori una tematica importante, che è quella dell'usura. Ci sono stati diversi appelli lanciati soprattutto dal procuratore Gratteri della DDA regionale, che ha detto: stiamo attenti, teniamo gli occhi bene aperti, perché questa crisi e questa esposizione delle classi sociali più deboli, ma anche quelle imprenditoriali che si troveranno e che si trovano ad affrontare questa crisi, mette a rischio tutto quanto il sistema. E lì sappiamo che le grinfie dell''ndrangheta, le fauci, diventano proprio, si spalancano e si avventano sulle prede, perché sono le persone che hanno ovviamente più debolezza, che non riescono ad entrare in banca, non riescono a interloquire con un direttore di banca, non riescono a vedere prospettive, dove vanno a finire. E quindi questo è un rischio importante. E l'accesso al credito, Cristina, continua, perché questo pensiero invece è importante per chi fa impresa. Quella è una... Ti ripeto, l'accesso al credito nell'ultimo periodo e soprattutto per coloro che provengono per gli imprenditori del settore turistico è diventato più difficile, perché non siamo più quel settore così attrattivo come poteva essere nella situazione pre-Covid, e quindi diventa veramente tutto più difficile. È molto preoccupante questa situazione. Poi ti volevo solo dare un'informazione, diciamo. Noi, vedi, per quanto riguarda i fondi sono arrivati pure. Secondo me quello che manca è una progettualità, cioè come spenderli questi fondi. Se tu consideri che per il bando a fondo perduto della Regione Calabria sono stati stanziati 20 milioni di euro,
ok? E se tu vedi ciò che è stato pubblicato, gli allegati al bando, cioè ne sono stati spesi 11 milioni. Ora, questa differenza che fine fa? Cioè verrà riutilizzata? È stato, tra le altre cose, istituito il bando. C'è un ristori bis in atto, dice Orso Marzo, quindi. Esatto, però qui è da capire, cioè c'è tanta pubblicità su questi fondi, ma realmente, cioè se ci fossero stati realmente, magari oggi faremmo dei ragionamenti diversi, ma questi fondi non sono arrivati, noi non li abbiamo visti. Mimmo, Quindi, scusa, Mimmo, volevo a tal proposito chiederti anche questa cosa, perché è chiaro che tu avrai anche delle persone che si rivolgono a te proprio per chiederti un aiuto, per una prospettiva futura. Questi annunci sugli aiuti, poi sono scritti ovviamente da uffici. Se una persona ha già delle difficoltà economiche e quindi è in arretrato, per esempio, con la contezza e la regolarità amministrativa sui contributi e quindi non può accedere. Hai proprio colpito al cuore rispetto al bando che in queste ore è in fase, diciamo, di attuazione, che è il secondo bando voluto dalla Regione Calabria. C'è un vincolo legato al cosiddetto DURC, cioè alla regolarità contributiva. E come si fa a essere regolarità amministrativa? Ma questo praticamente lo ha imposto l'Europa, perché in verità vi devo dire che l'assessore Orso Marzo in questo ha alzato le mani, perché non dipende da me. Lì è un'incapacità che abbiamo noi a livello europeo di spiegare che in questo momento la cosiddetta regolarità contributiva andava semplicemente sospesa, come peraltro è stato fatto con le moratorie che ci sono in questo momento, ci sono sul credito, sui finanziamenti, abbiamo tutto un mondo di moratorie. Questa può essere davvero una giustificazione, perché guarda, credimi, io cioè, sentirmi dire questo da te che giustamente sei veramente addentrato nel settore, cioè, a me fa paura oggi sentir dire una roba del genere. C'è un'incapacità di capire il momento. Ma l'usura quindi è l'unica via percorribile, perché se noi ci diciamo... Allora, lasciami dire una frase vecchia. Io ho fatto battaglie sull'usura in tempi non sospetti. Si diceva, e si dice ancora valido oggi, l'usura nasce in banca e finisce nella bara. Questa frase ha la sua attualità e validità oggi doppia. L'usura nasce per la incapacità del mondo bancario di interpretare realmente i bisogni. Le banche italiane impiegano le loro risorse in modo dissennato, arricchiscono i ricchi, parliamo del decreto liquidità. La liquidità praticamente è stato gestito in questo momento a mani basse dal grande capitale, no? La Fiat ha avuto alcuni miliardi di finanziamenti. Se invece parliamo della prima fascia, quella dei 30.000 euro che prima erano 25, c'è un numero importante di aziende che si è vista rispondere: non te li diamo perché non hai prospettive, diciamo, di riprese, di miglioramento. Le imprese che in questo momento sono più in difficoltà, quindi un'incapacità che non è soltanto delle banche, è anche da parte di chi le banche le controlla, perché in effetti noi abbiamo una Banca d'Italia, ma anche probabilmente anche le propagazioni europee incapaci di capire che questo è il momento delle deroghe. Ma c'è anche un altro aspetto però, Mim, perché c'è anche un altro inghippo. Vabbè, ipotizziamo che anche le persone in difficoltà che però sono riuscite ad essere con la correttezza amministrativa e quindi hanno un DURC regolare e che riescono ad accedere al bando, ma funziona allo stesso modo dall'approvazione del bando all'erogazione del beneficio, passa troppo tempo, il rischio che l'economia diventi ancora più stagnante di quella che è. Lì abbiamo più livelli, diciamo, di ritardo. Quello più grave, più inaccettabile è sulla cassa integrazione, dove ancora c'è gente che deve avere la cassa integrazione di giugno, cioè lì abbiamo proprio un delitto questo, lì praticamente c'è un problema, diciamo, che è legato soprattutto nei meccanismi dell'INPS. Rispetto, se parliamo di bandi regionali, i tempi, secondo me, al momento sono accettabili, comunque deve dare il tempo alla regione di istruire queste pratiche, ma diciamo gli altri bandi che abbiamo avuto, le erogazioni sono state abbastanza tempestive. Ovviamente, ripeto, sempre dando per scontato che c'è
un'esigenza amministrativa di verifica e di controllo, e quindi chiaramente lì non possiamo pensare, diciamo, a erogazione alla sera alla mattina, però io lì non mi lamenterei dei tempi, ma mi lamento dei meccanismi. Comunque, vabbè, io ti dico, ti riporto quelle che sono le esperienze di alcune imprese che hanno partecipato a bandi europei gestiti dalla regione e lì poi nelle cabine di regia bisognerebbe anche far entrare qualcuno che i mestieri li fa, perché i mestieri non sono tutti uguali, da categoria a categoria le esigenze, Mim, tu mi insegni che sono completamente diverse, le tempistiche sono diverse e noi ci ritroviamo molto spesso a parlare con burocrati che non hanno idea del lavoro che tu stai facendo. E allora anche lì non puoi mettere uno psicologo a dirigere una ragioneria, perché probabilmente, con tutto il rispetto per gli psicologi, riesce a capire meno quale può essere l'esigenza di una liquidazione, di un pagamento, di un bordereau, di un modello C1. Cito questo per quello che riguarda il mondo dello spettacolo. E allora quello diventa veramente un fatto culturale. Tornando a Marta Petrusevic. Marta, quanto è importante che ciascuno faccia il proprio mestiere, nel senso restituire per dignità di studio, ma anche per vocazione, i ruoli alle persone rispetto a ciò che fanno nella vita, perché questo è un modo, no, per fare funzionare meglio tutto. Sì, penso che questo sia una cosa molto importante, cioè ovviamente nelle scelte politiche, come diceva il vecchio Lenin, la cuoca può dirigere lo Stato, basta che cominci a dirigerlo. Però nel concreto il ruolo dei politici dovrebbe essere quello di sapersi, di saper interloquire con chi invece fa il mestiere. Quando dottor Bilotti dice che dei bandi regionali, dei tempi dei bandi regionali non si lamenta, io mi lamento, ma questo vuol dire che la cultura, e questo forse è anche la colpa di noi che della cultura ci occupiamo, che la cultura la facciamo, viene sempre trattata come una specie di più, un lusso che forse si affronterà dopo che abbiamo risolto i problemi di base. Ora non è così. La cultura è un problema di base e i bandi regionali della cultura sono assolutamente trascurati. È passato, cioè siamo quasi a 2 anni dai bandi che non sono stati ancora risolti, le graduatorie non sono state annunciate, non sono state formate, si trascura completamente questo, e questo vuol dire trascurare uno dei volani più importanti dell'economia di una regione come la Calabria. Io penso che Estonia sia un buon modello per la Calabria, e questo non vuol dire ritornare al modo di fare l'economia di prima. Io penso che da questa sfida deve uscire un modello di sviluppo diverso. Il modello di sviluppo diverso. Professoressa Petrusevic, la interrompo solo per un attimo, perché lei, insomma, da docente di storia, ascoltarle è un piacere, e volevo porle questa domanda. Abbiamo parlato di pandemia, abbiamo parlato di commercio, abbiamo parlato di mercati finanziari e stiamo parlando anche adesso di cultura. Cosa ci insegnano però realmente le crisi del passato? In cosa possiamo utilizzarle, quindi in accezione positiva, ad oggi rispetto a quanto stiamo vivendo? In tutto, ma questo vuol dire però formare una visione lunga, cioè non ripetere i modelli del passato. Ecco, per dirle, la grande pandemia della peste nera della metà del 300 ha portato l'abolizione del feudalesimo, nel senso della
dipendenza proprio fisica del mondo contadino dai signori, perché è morta tanta gente, soprattutto la gente povera, quelli che sono sopravvissuti hanno acquisito una forza di contrattazione, un rapporto di forza più forte. La grande crisi del 29-33 ha prodotto il New Deal negli Stati Uniti e anche altrove, delle proposte molto più radicali economiche di Keynes, che le proponeva per il mondo intero, e così via. Gli esempi sono tanti, però questo vuol dire pensare subito ai tempi medi e lunghi, così come ovviamente ai tempi brevi. Questo che cosa, nel concreto, delle cose di cui abbiamo parlato, la crisi di sanità, è ovvio che i presidi territoriali devono riprendere a funzionare. Non può funzionare, non può essere più applicata la logica aziendalista dell'economia e delle scale, non va bene. Va applicata la vecchia logica dei mercati e delle fiere. Le fiere erano come dei luoghi di eccellenza che si svolgevano una volta all'anno, ma i mercati erano accessibili a tutta la popolazione, parlo ora dell'Europa, a tutta la popolazione a piedi. A questo dobbiamo tornare, i presidi territoriali. Questo vuol dire anche per le banche. Il fatto che le banche, continua questo processo, sono state tutte incorporate nei grandissimi istituti bancari multinazionali, non va bene. La Calabria, per esempio, dovrebbe battersi per riattivare le vecchie casse rurali, le vecchie casse dell'artigianato, ovviamente fatte secondo le tecniche, diciamo, bancarie moderne. Però l'idea che il territorio, il loco, deve contare, questa è una cosa assolutamente importante. E un'altra cosa, ovviamente in Calabria c'è la 'ndrangheta, ci sono infiltrazioni mafiosi, c'è l'usura, eccetera, però stiamo attenti, perché queste battaglie così direi anche ossessivamente portate avanti dal procuratore Gratteri, giusto per usare un esempio, continuano a perpetuare l'immagine della Calabria come la terra permeata dalla criminalità. Non credo che sia vero, cioè il problema è reale, però non credo che sia necessariamente... Io mi auguro che Gratteri parli, quando parla di questo, parla di una struttura che è più legata al fatto amministrativo, a ciò che dovrebbe funzionare e che quindi è stato inevitabilmente invaso da quella che è la 'ndrangheta. Scopriamo che l'inchiesta di stamattina sui farmaci, per esempio, ora al netto di quello che poi verrà fuori alla fine dell'inchiesta, però si sta parlando anche di farmaci antitumorali, e speculare su questo e cercare una speculazione su questo è una cosa che mi fa letteralmente schifo, se penso che questo sia avvenuto in Calabria e che ci sia stato un... Ma questo è avvenuto in Calabria come è avvenuto in Lombardia, ovviamente. Certo, la base però logistica di questo pensiero criminale ovviamente è stata realizzata da questa terra. Quindi io immagino che ci sono tantissimi calabresi in gamba, positivi e onesti, ma che è arrivata probabilmente l'ora di dare nel senso giusto del termine, perché quando tu riparli della riapertura dei mercati, ci vogliono le agorà sociali dove la gente si rincontra, bisogna tornare a essere protagonisti dal basso, perché il fatto che per esempio da Tangentopoli, che doveva risolvere i problemi, non ha risolto nulla, la sparizione dei partiti ma anche dei piccoli luoghi da destra a sinistra dove potersi incontrare, dove poter condividere delle idee, e queste decisioni che ormai invece vengono calate direttamente dall'alto senza che nessuno possa decidere, dire una parola, bisogna solo subire. Questo non va più bene, perché poi il populismo è chiaro che viene fuori, o no, prof? Dimmi.
Ma sì, ma sai, anche questa parola populismo, cioè se io penso a quel significato, diciamo, che aveva nell'Ottocento, era quello di sentire la voce del popolo, sentire le esigenze del popolo, andare incontro al popolo. Ora, questo che noi ora chiamiamo il populismo è quella tendenza in generale, ma non sempre, autoritaria, che vuole scavalcare le strutture rappresentative. Ora, lasciando anche stare da parte questa storia del populismo, che può essere, come vediamo benissimo in Italia, c'è il populismo di destra, c'è il populismo di sinistra, c'è il populismo autoritario di Salvini ed è quello più, diciamo, con la deriva meno simpatica di Battista, insomma ce ne sono tante forme, ma quello che io penso che sia importante è riprendere il significato dei luoghi, dei comuni, delle aggregazioni territoriali che poi fanno rete tra di loro. Cioè, quando io parlo dei mercati medievali, perché la regola fissa dei mercati medievali, anche se non era iscritta in nessuna Confcommercio, era quella che da qualunque posto tu abitassi potevi raggiungere in 1 ora e mezzo a piedi il mercato domenicale o settimanale più vicino, e là trovavi il medico, quello che ti cavava il dente, quello che ti faceva scorrere il sangue, compravi quello che dovevi, parlavi, interagivi, c'era la chiesa, c'era una cassa rurale e c'erano tutti questi servizi che devono essere e rinascere come territoriale. Cioè, dunque la sfida Marta, un attimo solo, per collegarsi favore. Un attimo solo, Marta, per favore. Attraverso reti piccole. Cristina e Mimmo Bilotti, ora è stata diciamo detta a mezze parole, ma l'ha dichiarato. Il 14 febbraio 2021 si andrà al voto, perché bisognerà rinnovare un Consiglio regionale, una nuova Giunta regionale, bisognerà riaffidare la Calabria, la nostra terra, che ovviamente viene fuori da questo periodo ancora più devastata rispetto a quanto non lo era già. Non abbiamo grandissimo tempo, però voglio chiedere sia a Cristina che al dottore Bilotti, dai punti di vista ovviamente di comunione, ma anche punti di vista diversi. Cosa avrebbero secondo voi bisogno di sentirsi dire i calabresi da chi, che siano liste civiche, di centro, di centro-centro, centrodestra o centrosinistra, perché ormai insomma le distanze sono talmente assottigliate, cos'è che secondo voi i calabresi dovrebbero pretendere di ascoltare? Cristina. Allora, solo un attimo voglio dire una cosa, perdonami, sono velocissima. Io sinceramente dissento da quello che ha detto il dottor Bilotto sui tempi dei bandi e me ne lamento con cognizione di causa, sia per quello che mi riguarda personalmente sia con altri imprenditori, perché ci sono dei bandi che sono fermi, noi aspettiamo gli ultimi SAL da 8-9 anni. Quindi i tempi sono allucinanti e ce ne lamentiamo perché noi imprenditori abbiamo bisogno di risposte veloci, non possiamo avere questi tempi lunghissimi. E chiudo. Dopodiché, torno alla domanda che tu mi hai posto, io racchiudo tutto in una parola: onestà, responsabilità. E sono due però, quindi già mi piace. Onestà e responsabilità. Io credo che bisogna ritornare ai veri valori, che sono onestà e responsabilità, perché veramente abbiamo perso, io dico che abbiamo perso i lumi della ragione, se oggi ci troviamo così. Mimmo? Allora, intanto volevo chiarire, perché sennò facevo la figura praticamente, io mi riferivo ai tempi dei bandi Covid, non ai tempi generali. No, io ho capito che era strettamente riferito a quello, io l'avevo afferrato. Lì potrei dire anche io il resto. Per quanto riguarda la politica, io non credo ai movimenti civici, quindi credo alla politica quella tradizionale, sono un uomo della Prima Repubblica sotto questo aspetto, e quindi credo negli schieramenti classici del centro
della destra e della sinistra. E allora lì mi aspetto, in occasione mi auspico che mi aspetto uno sforzo non consociativo, ma uno sforzo di unire, come dire, le energie di tutti, privilegiando il merito più che l'onestà. Per la verità, quella la do per scontata, ma il merito è, secondo me, la cosa principale, mandando i migliori, degli schieramenti in un, come dire, prospettiva. Ma se non riusciamo a convergere, scusami, ma se non riusciamo a convergere su un commissario alla sanità con le urgenze che abbiamo, se c'è una macelleria continua rispetto al fatto di non riuscire ad attribuire ruoli a professionisti competenti che pure abbiamo. Ma infatti io mi aspetto un cambio, di marcia formidabile. Non dico che in questo momento queste condizioni ci siano, mi auguro che si creino. Certo, questo sì. Marta, invece, visto che esiste, lasciamo la chiusura a te, Marta. Dobbiamo chiudere, abbiamo poco tempo. Il tuo invece desiderata qual è? Il mio è quello che dicevo già, che spero che si possa riflettere anche nella discussione preelettorale, cioè come riorganizzare la struttura regionale. In questo voglio dire la creazione della regione Calabria dalle Calabrie che esistevano prima, quella di 50 anni fa, e tutto questo può essere ridiscusso. Allora, come creare effettivamente la rete effettiva tra le strutture locali, cioè i comuni, le comunità, i sindaci, le aree urbane, una vera e effettiva rete che dunque può rappresentare anche nei confronti delle strutture regionali una forza. Grazie a tutti e tre per essere intervenuti, ma la regia è inclemente da questo punto di vista ed Enzo Leonetti ci ha detto a chiare lettere che bisogna chiudere. A te, Vincenza, per i saluti. Fabio, grazie ai nostri ospiti per essere stati con noi. Vi lascio con una riflessione veramente piccolissima, cioè in questo periodo di un clima comunque avvelenato, quindi di corruzione e di scandali, io spero veramente che i giovani possano tornare magari ad aprire un giorno le finestre, a tornare a respirare quell'aria pura che ci avevano insegnato magari un Falcone e un Borsellino. Grazie per essere stati con noi. Con questo messaggio di speranza da parte di Vincenza Gallo, che essendo più giovane è chiaro che in prospettiva ne è più certa. Io vi do appuntamento alla prossima volta, il canale è sempre lo stesso, questo è il 10 del digitale terrestre, entriamo in casa vostra quotidianamente provando a darvi la giusta informazione. Alla prossima.